È un dato di fatto il traffico in ingresso in città a Varese con la nuova rotatoria di Largo Flaiano comincia a girare e questa mattina, martedì 20 febbraio, sopralluogo da parte dei tecnici del comune e della polizia locale insieme con i tecnici di Lereti, perché da qui a breve partiranno alcuni lavori per i sottoservizi che devono appunto servire l'intera area. Il traffico gira comunque meglio, certo vi sono accorgimenti e vi sono alcuni interventi da fare, in particolare per quanto riguarda la segnaletica. Qualche disagio invece viene segnalato dai residenti nelle vie attorno, in particolare nell'area di Via Tamagno e in generale di Giubiano, per il carico maggiore di traffico, in particolare in Via Lazio, in uscita verso la rotonda.